Perché quello che sta succedendo ci mette di fronte ad una realtà che io non l'ho vissuta, ma che ci viene raccontata, mi viene raccontata dai nostri iscritti, dalle persone anziane, da ciò che leggo sui libri, dalle tante testimonianze. Siamo di fronte davvero a una devastazione culturale, di uno smantellamento dei valori. Vediamo per esempio che battaglie importanti che sono nate con la lotta della Resistenza e che hanno trovato spazi nella Carta Costituzionale, nella nostra bellissima Costituzione, e da cui poi sono partite una serie di leggi che hanno prodotto ad esempio lo Statuto dei lavoratori, e oggi vengono smantellate, cioè quel riconoscimento che c'è stato dopo le battaglie, i primi grandi scioperi del 43 che hanno portato alla conquista di quei diritti e la dignità sul lavoro, ad esempio a 70 anni di distanza ci stanno venendo tolti. Questo è un esempio, ma pensiamo anche all'esempio dell'accoglienza, della democrazia, che cosa significa oggi accogliere i profughi che scappano dalle guerre. Ecco, quello che è successo a Quinto di Treviso o nella Borgata Romana a me ha lasciato sbigottita, ma non tanto per la reazione delle persone, anche certamente, ma perché quella reazione secondo me è stata davvero orchestrata dai fascisti. È stato un atto squadrista secondo me. Io non ho paura di usare, mi dispiace che invece si abbia il timore di usare questi termini, la paura dell'altro, fomentare appunto questa paura, la divisione, il fatto che come dire, tentassero, anzi l'hanno fatto dire purtroppo agli stessi cittadini ad esempio di Treviso, che i profughi siamo noi, senza saper distinguere la differenza fra coloro i quali stavano appunto scappando da una morte certa nei paesi devastati dalla guerra e dalla fame. Ecco, queste cose, questa caduta, questo precipitare di valori mi fa dire che oggi più che mai c'è la necessità di riprendere in mano questi temi e di diffonderli attraverso la ricostruzione in un qualche modo anche di una cultura nelle scuole. Noi investiamo molto su questo e quest'anno, in questo anno scolastico, siamo riusciti attraverso le nostre iniziative ad entrare in 50 istituti scolastici e coinvolgere 3.000 persone. Ecco, io penso che appunto il futuro sia nelle mani dei giovani, ma che i giovani abbiano bisogno di noi, dei nostri racconti, delle nostre testimonianze, e noi lo mettiamo a disposizione.